Quindi alziamo l'asticella della qualità, forniamo eventi e iniziative che siano interessanti e quindi facciamo cultura e facciamo economia. 250 teatri in Veneto, 150 auditorium, abbiamo una rete straordinaria e credo che poi il salto di qualità e il senso di queste giornate, questa è la sesta giornata che realizziamo, fra l'altro in un ambiente così bellissimo come Villa Contarini, il senso è fare rete, creare sistema, fare un'offerta di qualità ma che in qualche modo copra il Veneto e diventi interessante per noi veneti prima, perché poi io sono partito volutamente dal tema cultura e economia guardando fuori chi viene a spendere da noi, ma i primi che poi saranno i fruitori veri di questa grande offerta siamo noi, i veneti, perché più riusciamo a essere interessanti per chi spende da fuori, passatemi questa battuta, più offriremo qualità ai nostri veneti. Ecco, questo è il senso di questa giornata, confrontarci, capire dove possiamo crescere e siccome i dati che abbiamo dicono che in questi anni il Veneto è la regione d'Italia col più alto tasso di rapporto tra presenze in sala e cittadini, siamo a 46 presenze in sala su 100, quando la media nazionale è 35, vuol dire che in questi anni siamo anche cresciuti, cioè che il lavoro che facciamo dà risultati. Quando lavori e poi vengono i risultati, anche in un momento difficile per la politica come questo, in qualche modo ti senti un po' più a posto con la tua coscienza.